Mentre la reliquia Massa Corporis di Sant'Antonio continua la peregrinazio tra la Calabria e da domani l'Abruzzo, in Basilica proseguono i giorni della Tredicina in preparazione alla grande festa del 13 giugno. Nella giornata di martedì la confraternita di Sant'Antonio di Pontori, arrivata dalla provincia di Genova, ha portato in processione in Basilica il crocifisso ligneo addobbato con fiori in argento e decorazioni durante la messa delle 11, mentre alle 12 è stata la volta del tradizionale pellegrinaggio della comunità filippina del Triveneto. Alle 18 il pellegrinaggio dei seminaristi diocesani e dei religiosi e della diocesi di Trieste, che ha visto per la prima volta presiedere la celebrazione della Tredicina il vescovo giuliano Monsignor Enrico Trevisi. Sant'Antonio ci guidi nella capacità di ascolto, ha detto durante l'omelia. Sant'Antonio ci insegna a guardare la Sacra Scrittura come al punto determinante nella ricerca della verità, di quel che siamo e del disegno di Dio su di noi, su questo mondo. E allora impariamo da Sant'Antonio a rimetterci in ascolto. Tanti pellegrini che hanno approfittato di questi giorni per affidare la loro preghiera con il tradizionale gesto alla tomba di Sant'Antonio. Il contapassi della Cappella delle Reliquie è arrivato a oltre 3.000 passaggi.